Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Martedì 7 luglio andiamo a vedere come hanno performato le principali borse europee. I listini europei fiacchi, buoni spunti solo da Londra con un ampio vantaggio. In lieve calo anche Milano, il FTSE MIB che però resta vicino ai valori della vigilia. A Milano prosegue la corsa di Fincantieri con l'upgrade a buy di Equita in scia ai deal dell'Underwater. Sul fondo invece troviamo Prysmian, STM e Diasorin con una giornata di forti vendite. A livello internazionale oggi martedì 7 luglio si è aperto il vertice NATO 2026 ad Ankara in Turchia, in un momento cruciale per comprendere gli interessi che ruotano attorno alla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda lo spread che rimane invariato, si posiziona a più 77 punti base con il rendimento del BTP decennale che si attesta a 3,77%. In positivo anche l'US Oil con una variazione del 2,26%. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con